Nel rinnovato tappeto in sintetico del Ducezio di Galati, Mamertino va in scena la quinta giornata del campionato di prima categoria siciliana per il girone D. Un Torregrotta reduce dalla sconfitta nel derby per 3-0 contro il Monforte rende visita alla capolista e nell'ultimo turno ha rifilato addirittura un rotondo 8-1 fuori casa alla Folgore di fronte a Maceri, Previti, Visalli, Manganaro e La Rosa per Mister Aragona, in mediana alla Spada, Insana e Lopresti, tridente composto da Errante, Isgro e Marchese. Dirige l'incontro il signor Angelo Varchi della sezione di Palermo quando fanno il loro ingresso in campo le due formazioni in un clima festante grazie anche alle 4 vittorie consecutive del Città di Galati, che si presenta con una maglia bianca con inserti blu, pantaloncini rossi e calzoncini gialli. Solito consueto completo rosso-blu invece per il Torregrotta. Passiamo al fin di questa sfida che si apre dopo 4 giri di lancetto con la rimessa laterale per Campisi che mette dentro per serio e deve solo depositare in rete. Inizio in discesa per il Città di Galati che è già in vantaggio dopo 4 minuti. Prova a reagire il Torregrotta con il colpo di testa di La Rosa, facile preda da parte di De Francesco. Al 18esimo arriva il raddoppio dal lancio di Frisenda, il colpo di testa di La Rosa mette fuori gioco il compagno di squadra Manganaro. Vicario con un bel lob batte Maceri 2-0. Prosegue la festa dei padroni di casa al Ducezio di Galati. In Mamertino non ci sta la compagine di Mister Aragona che prova a bussare poco dopo la mezz'ora. Errante va al tiro. Interessante la sua rasoiata, facile preda da parte di De Francesco, forse un eccesso di egoismo, c'era tutto solo Isgro. Al 44esimo stacca ancora la spina del Torregrotta, imbucata di serio per Vicario che salta Maceri 3-0 e notte fonda per la compagine Torrese sotto di 3 reti in casa della prima in classifica. Segue solo il duplice fischio del fischietto palermitano. Prova a farsi sentire dai suoi al termine della prima frazione di gioco Mister Aragona. Fuori Lopresti, La Rosa ed Errante. Al loro posto fanno ingresso in campo Leone, La Spada ed Arnaud. Non cambierà però l'inerzia di questa sfida. Al 48esimo Campisi per Frisenda, il quale ingaggia questo duello, poi allarga per Vicario, tentativo col destro che scheggia l'incrocio dei pali. Al 50esimo arriva anche il poker 1-2 tra Venuto e Serio. La palla resta in area per Campisi che si ritrova lì il pallone proprio sul dischetto, deve solo depositarlo in rete. 4-0 al Ducezio di Galati. Mamertino fuori anche Ciccio Isgro, al suo posto dentro Simone Abate. Sfortunato Mister Aragona che deve sprecare un cambio, si fa male Leone, al suo posto entra Gulli. Appena 17 minuti per Leone, un minuto più tardi subito il neoentrato Abate che calcia questa volta sui piedi di De Francesco. Torregrotta che rientra in campo sicuramente con un altro piglio e prova a rendersi pericolosa ancora con La Spada che difende palla, mette dietro per Marchese, si sposta la sfera sul destro, lascia andare, colpisce un legno clamoroso alla sinistra di De Francesco. Arriva però anche la manita al minuto 68, colpo di testa per Frisenda che batte Maceri 5-0. Pesantissimo risultato per la compagine rosso-blu che non si perde d'animo. Al minuto 70 con La Spada ci riprova, va al tiro il subentrato destro e però sorvola la trasversale della porta del Città di Galati. La rete della bandiera arriva al 73esimo a spingere avanti l'offensiva addirittura Capitan Visalli che duetta con Abate, chiude col piattone e sigla la marcatura del 5-1. 4 minuti più tardi prova a rientrare in partita anche con un pimpante Gulli che sguscia via sull'automancino, serve Abate a rimorchio per Marchese. Palla che carambola sulla trasversale e poi sulla linea, indica però in maniera convinta il cerchio del centrocampo il direttore di gara, anche se resta più di qualche dubbio dal nostro rallenti. 84esimo ancora Torregrotta, dalla touche di Visalli Abate riesce a servire La Spada, destro che batte ancora una volta De Francesco per il tennistico 5-3. Segue solo un parapiglia nel finale dove verranno espulsi Manganaro per il Torregrotta e Virgilio per il Città di Galati. Non accade più nulla al Ducezio di Galati. Mamertino vince la capolista, lo fa per 5-3. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.